Ci permette di essere sul campo con un vero e proprio ufficio mobile, non solo in caso di incidenti stradali ma anche in caso di eventi eccezionali dal punto di vista meteorologico, alluvioni eccetera. Questo mezzo è perfettamente connesso alla rete. Un vero e proprio ufficio su ruote che permetterà agli agenti di polizia locale di garantire una maggiore capacità di intervento, sia in caso di incidenti stradali, ma anche in situazioni di emergenza legate ad alluvioni o altre calamità. Il nuovo ufficio mobile, dal valore di 70.000 euro acquistato dal comune di Mogliano, sarà dunque spostato laddove sia necessario. Dotato chiaramente di energia elettrica a 220 a 12 e questo ci consente in buona sostanza di utilizzare strumentazioni quali l'etilometro sicuramente, ma anche dotato all'interno di stampante, di scanner e con le dotazioni oramai digitali che caratterizzano di cui sono in possesso gli operatori, praticamente tutto avviene in tempo reale e in coordinamento con la centrale operativa. Un mezzo che permetterà in caso di incidente stradale nell'area della convenzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Terraglio-Sile di migliorare il già performante tempo di intervento mediamente di 10 minuti dalla chiamata alla centrale operativa. Dare mezzi, poter dar loro la possibilità di agire con velocità, celerità, significa maggiore garanzia e sicurezza nel territorio. Ricordo che da poco abbiamo anche espletato il percorso per la pistola Taser, per cui sarà usata solamente a Mogliano Veneto. A fine 2024 è stata rinnovata tra Casier, Mogliano e Preganziola la convenzione per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale che permette di intensificare il controllo del territorio. Abbiamo fatto anche un accordo per la realizzazione di una caserma unica sul Terraglio, nell'area ex Nigi. Tra l'altro il Terraglio è la strada che unisce i tre comuni.